Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti anche questo venerdì nello studio di TV7 Match. Allora, abbiamo ancora tempo, siamo ancora in tempo a raddrizzare questo nostro clima. Ci sarà la possibilità effettivamente di arrivare a una pace rapidamente tra Russia e Ucraina, e poi parleremo di autonomia e parleremo poi di Africa. Armando, questa sera diciamo una puntata purtroppo si occupa di questioni abbastanza difficili. Il clima innanzitutto, perché è una situazione che viviamo tutti i giorni e che ancora non si riesce chiaramente a trovare una linea comune per affrontare il problema, e poi in chiusura una situazione drammatica con la storia del Congo. Ma trovare una soluzione del clima o la troviamo, ma certamente non sono gli stati o le industrie che possono fermare questo fenomeno. Devono essere i cittadini che prendono consapevolezza e incominciano a usare mezzi diversi e utilizzare l'energia in maniera alternativa. È chiaro che da almeno 30 anni la situazione poteva essere cambiata, soprattutto nell'uso dell'energia fossile, perché i pannelli solari ci sono da tempo, l'energia eolica c'è, ma naturalmente se non c'è la volontà da parte della cosiddetta politica a cambiare strada, noi siamo costretti a scaldarci col gas, a scaldarci andare con la benzina e muoverci in una maniera tale che stiamo inquinando il pianeta. Però ci vuole una volontà, ma questa volontà abbiamo visto che i politici non vogliono acquisirla, e allora deve essere dalla base che parte questa richiesta, e non bastano soltanto periodiche riunioni dove si parla di tutto e il contrario di tutto, perché il pianeta si sta surriscaldando. E non è che se noi smettiamo di usare questi sistemi il pianeta si raffredda. Il pianeta continuerà, perché ha una sua inerzia, a scaldarsi sempre di più. Se non la smettiamo, veramente rischiamo il suicidio. E di questo è uno dei motivi per cui parliamo oggi. Poi parliamo del Veneto, che è giusto che si autogoverni in un ambito naturalmente italiano e un ambito europeo, dove le cose devono essere fatte con scienza e coscienza. E poi invece parliamo dell'Africa. Un'Africa, oggi ci pongono il problema di questi migranti che vengono a romperci le scatole, perché non è che siano una cosa piacevole dover accogliere un sacco di persone, perché la politica non ha organizzato la migrazione, e quindi, non sapendo organizzare questa cosa, ci troveremo estremamente a disagio. Ma poi andiamo a capire che questi non stanno scappando perché hanno voglia di trovare fortuna. Questi scappano perché effettivamente sono vessati nel loro territorio. È come se un'altra nazione venisse in Italia, ci sfruttasse fisicamente e anche economicamente, e le risorse italiane andassero a vantaggio di altri, e noi dobbiamo soccombere. Cerchiamo di vedere la cosa nella maniera giusta, perché poi faremo vedere come vengono sfruttati questi africani che sono costretti a scappare. E in questo senso abbiamo invece degli ospiti che ci aiuteranno a capire cos'è l'inquinamento come prima trasmissione. Certo. La prima parte è legata all'attualità, un po' ai fatti anche della settimana. Saluto in studio Michele Boato. Buonasera Boato, grazie di essere con noi. Fa parte del movimento non violento, ma è anche direttore dell'Eco Istituto Veneto Alex Langer. E in collegamento invece saluto il professor Corrado Poli. Buonasera professor Poli, grazie anche a lei. Buonasera, è un editorialista, un giornalista, è appena rientrato dagli Stati Uniti, quindi ci racconterà anche un po' qual è la situazione oltre
oltreoceano. E allora parliamo, Armando, di questa COP27, questa conferenza internazionale delle Nazioni Unite sul clima, un'edizione che quest'anno viene ospitata in Egitto. Dove, Tullio? A Sharm el Sheikh. A Sharm el Sheikh viene fatta questa conference e quanta gente partecipa a questa riunione planetaria? 35.000 persone, fonti, che hanno inquinato con gli aerei tutto il mondo. Ecco, allora questa gente dirette con scienza e coscienza va a Sharm el Sheikh per parlare, ritengo, di nulla, perché mancano diciamo, le figure principali che possono prendere una decisione, ma come diceva giustamente il nostro ospite, praticamente hanno più inquinato più che risolto il problema. Certo, certo. E allora, Boato, ogni anno c'è grande, cioè negli anni siamo alla 27esima edizione, quindi ormai diciamo di tempo ne è passato, però in tutti questi anni nulla è stato risolto. Quando c'è stata a Parigi la COP25 realmente si pensava che poteva succedere qualcosa o che potesse succedere qualcosa. E lì la presenza, tra l'altro, anche di molti giovani, di associazioni, eccetera, è stata importante e in teoria sono prese anche delle decisioni, il famoso 1,5 gradi al massimo di aumento della temperatura, eccetera, non rispettate assolutamente. E quest'anno invece siamo in una situazione in cui nessuno si aspetta niente. Di 193 stati firmatari solo 24 si presentano con il piano climatico aggiornato, quindi già questo fa fallire a priori. Cioè uno potrebbe dire non la facciamo questa COP. Infatti ce lo ricordiamo l'altro ieri, il segretario generale dell'ONU Guterres ha dichiarato: stiamo correndo verso l'inferno. Io credo che sarà questa la frase che rimarrà della COP27. Nient'altro che questo, perché impegni da parte di Russia, America, Cina, Australia, nulla, nessun impegno. Impegni scorsi non mantenuti da tutti. Diciamo che l'Europa è quello che non li mantiene meno rispetto agli altri, ma non li mantiene neppure lei. Vediamo certi stati dell'Europa poi addirittura lontanissimi dagli obiettivi, e le previsioni degli scienziati sono quelle che allo stato attuale, così come stanno le cose, invece di 1,5 gradi saranno almeno 3 gradi. Almeno, dicono, che vuol dire che stiamo veramente. Allora poi vediamo la specie umana cosa avrà deciso di fare. Cosa resterà. E allora io direi di iniziare proprio con un servizio che abbiamo preparato sulla COP27 che diciamo un po' ripercorre quello che ha anticipato Boato in studio. Sentiamolo. COP27, il pianeta B non esiste. Gli ultimi 8 anni sono stati i più caldi mai registrati. La temperatura media della superficie terrestre è cresciuta di oltre 1 grado rispetto a quella dell'era preindustriale, ossia prima che l'uomo iniziasse a immettere in atmosfera tonnellate di anidride carbonica, metano e diossido di azoto. La fotografia è stata scattata dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale nel rapporto Stato del clima globale nel 2022, presentata in apertura della conferenza delle Nazioni Unite sul clima a Sharm el Sheikh in Egitto, un rapporto che non lascia spazio a molte speranze. Che le speranze siano poche lo capiamo perché è la 27esima volta che si discute dei rimedi da intraprendere, come si usa dire, prima che sia troppo tardi. Ma da questa conferenza sono assenti i paesi che più inquinano l'atmosfera, come Cina, India, Russia, e con gli Stati Uniti che si sono già chiamati fuori dal protocollo di Kyoto e dagli accordi di Parigi. Che futuro possiamo avere se i paesi che rappresentano oltre la metà della popolazione mondiale non recepiranno i cambiamenti da mettere in atto nel tentativo di salvarci? Che tempo non ce ne sia più, lo dicono tutti, ma che significato ha riunire migliaia di persone da tutto il mondo per concordare misure che poi nessuno vorrà rispettare per interessi di parte? Una riunione inquietante e inquinante, una comoda passerella per i potenti del mondo che in questo modo dimostrano il loro falso interesse per la salvaguardia del clima. Anche questa volta jet esagerati per portare decine di capi di Stato, almeno
almeno 40 sono arrivati a Sharm el Sheikh, aerei che inquinano il doppio rispetto ai classici voli di linea con cui sarebbe stato possibile comunque raggiungere la conferenza. Un summit che è stato inoltre trasformato nel tempo in una gigantesca fiera capace di ospitare 35.000 persone tra delegati e osservatori, che diventano almeno il triplo se si aggiungono operatori, volontari, poliziotti, inservienti e via dicendo. E poi ci sono anche gli attivisti che ripetono che non può esserci giustizia climatica senza giustizia sociale. Diritti per i dissidenti politici ingiustamente arrestati e quello legato all'impossibilità durante la conferenza mondiale sul clima di esprimere il proprio pensiero sotto forma di protesta o per fare pressioni sui potenti. La questione dei dissidenti incarcerati ingiustamente è stata sottolineato anche da Greta Thunberg, per questo assente in Egitto, facendo riferimento al blogger egiziano Ahmed Seif Abd el-Fattah, detenuto nelle carceri egiziane e in sciopero della sete da inizio conferenza. Molti attivisti presenti a Sharm vorrebbero manifestare a sostegno di el-Fattah e gli altri 60.000 dissidenti incarcerati, ma c'è la paura che un corteo non autorizzato e con posizioni contrarie al governo egiziano possa essere represso con la forza. È in questo clima che si tiene la conferenza, dove si tratta con la pancia piena, mentre sappiamo di essere sull'orlo di un baratro con processi climatici ormai irreversibili e che tocchiamo con mano quotidianamente. Basta vedere quanto è accaduto quest'anno, dalle piogge senza precedenti che hanno devastato più di un terzo del Pakistan, colpendo 33 milioni di persone, alle eccezionali ondate di calore, alla siccità e agli incendi devastanti che hanno soffocato l'Europa e la Cina, fino all'assenza record di piogge che ha messo in ginocchio e sta uccidendo per fame la popolazione del Corno d'Africa, perché sono i paesi meno inquinanti, i più vulnerabili e più colpiti. Intanto le emissioni, invece di scendere, continuano ad aumentare. È previsto un più 10% entro il 2030. Lo scenario che si presenta è catastrofico e, come ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, siamo sulla buona strada per un caos climatico irreversibile. Ecco, Ermanno, il caos climatico. Ma era prevedibile ed è prevedibile. Quelli che parlano di 1,5 gradi di differenza di temperatura stanno prendendoci in giro. Qui stiamo parlando di 5, 6, 7 gradi, perché non mi possono spiegare che il Polo Nord si sta liquefacendo e l'inverno praticamente e le navi possono transitare al Polo Nord, perché io ricordo che il Polo Nord era praticamente un'isola galleggiante che andava dalla Siberia fino al nord dell'America, e quindi non possono dire che 1,5 gradi solo scioglie tutti questi ghiacci. È assolutamente assurdo, non esiste. Ci stanno prendendo in giro perché poi le multinazionali hanno bisogno di continuare a vendere petrolio e gas e fanno la guerra per il petrolio e per il gas. Non fanno la guerra a quelli che usano petrolio e gas, fanno la guerra per vendere più petrolio e più gas. E allora chiederei ai nostri ospiti, in particolare Corrado Poli, come possiamo invertire le cose a questo punto? Beh, naturalmente non potrò essere io a dare una risposta univoca. Quello che mi colpisce molto di questa vicenda, di questo aspetto di avere del COP27 con questi 35.000 persone che arrivano da tutto il mondo, inquinano, non è tanto la presenza dei capi di Stato che vanno lì, fanno la loro passerella, fanno generiche prese di coscienza del problema. Il vero problema è che manca una coscienza politica. La questione ambientale, e questo lo diciamo ormai da molto tempo, è limitata alle conoscenze scientifiche, alle conoscenze tecniche. Noi continuiamo a dire l'ambiente si riscalda, abbiamo questo scioglimento dei ghiacci,
alcuni scienziati, non so quanto prezzolati o più bravi degli altri, dicono che non è vero, e ci si dibatte su questi temi molto tecnici, quando in effetti il problema va collegato alla politica, nel senso che è proprio il modello di sviluppo che noi dobbiamo cercare di affrontare, e però il tema dell'ambiente non entra a far parte della politica. Non esiste un partito veramente ambientalista che mette al centro della politica la questione ambientale. Anche i partiti più noti come i Verdi tedeschi, che adesso sono anche al governo ma che non hanno dato un vero e proprio segnale forte di cambiamento di rotta, non riescono a togliersi, ad avere quell'influenza tale da poter cambiare, da avere un'influenza politica. Ma qui nessuno dei capi di Stato, il vero problema è che mancano di fatto proprio i governi, che sono nelle mani di, non diciamo di forze oscure o delle, come si dice, delle multinazionali, ma sono nelle mani loro stessi di un sistema che non riescono più a controllare. Magari ci fossero davvero dei governi, magari ci fossero davvero dei governi che sono l'espressione di una idea di cambiamento produttivo, di cambiamento di stili di vita, che è una cosa che gran parte dei cittadini vorrebbero e seguirebbero. Purtroppo questo non c'è, e noi siamo schiavi di un sistema che si annulla, dove qualsiasi decisione, anche presa in ottima fede, viene annullata da altre decisioni prese più o meno in buona fede o che sono decisioni quasi che uno viene costretto ad assumere. E questa è la cosa drammatica, che non si vede, e non si vede ancora, e probabilmente non la si vedrà neanche nei prossimi 10-20 anni, costruzione di una, chiamiamola ideologia, di una idea politica vera e propria, che possa diventare un'idea che trascina tutta la politica e che possa avere un'influenza anche sulla capacità di governare. Certo. Adesso come adesso siamo in una situazione di confusione con il risultato che abbiamo queste kermesse tipo il COP27 in questo momento, perché giustamente ha detto Michele Boato che nel COP25 a Parigi fu qualche passo avanti lo fece, però in questo momento sembra che sia l'ultimo dei problemi, la questione ambientale. Certamente, perché le cose, diciamo, se non sono catastrofi non si prendono in considerazione, ma ricordiamo che Trump ha negato l'inquinamento e il riscaldamento della Terra. Quindi se il presidente americano, che è il presidente praticamente, noi adesso dipendiamo dall'America in tutti i sensi, nega una cosa di questo genere, cosa speriamo? Che l'Uganda o la Tanzania possa imporre, o noi italiani o la Germania possa imporre qualcos'altro. Quindi non è che non riescono a controllare le multinazionali, sono controllati e eletti dalle multinazionali. Prego Boato. Sì, non bastano le catastrofi, perché noi abbiamo assistito negli ultimi 3 anni a 2 grandissime catastrofi in Italia, Vaia e la Marmorada. Sì. Solo queste 2 dovrebbero far cambiare l'opinione pubblica e le linee di governo. Assolutamente non è successo nulla di tutto questo. L'unico segnale minimo che politicamente c'è stato è che quando Draghi stava decidendo se fare il governo o meno, convocò, invece che solo i sindacati, gli imprenditori, eccetera, anche 3 associazioni ambientaliste, quella volta Greenpeace, WWF e Lega Ambiente.
e noi si è aperto il cuore, dice, finalmente si comincia a mettere la priorità ambientale dentro, e invece no, perché poi il ministro che è stato designato era un uomo dell'industria militare, della Leonardo, e sta continuando ancora adesso a fare il consulente di questo nuovo governo, quindi la politica sorda anche alle catastrofi. Ricordiamoci che il Vajont ebbe un effetto enorme sulla politica allora. Quando noi parliamo male della democrazia cristiana, eccetera, ci dimentichiamo, enorme fu un trauma che restò per anni al centro della discussione. Certo non cambiò tutto, ma si capì, e non parliamo del terremoto dell'Irpinia. Queste due catastrofi qui sono state liquidate, non esistono più. Si parla di quanto tempo ci vuole ancora per rimettere in funzione le funivie della Marmolada, e quanto tempo ci vuole per vendere tutto questo legno che ancora rimane lì a marcire. Questi sono gli effetti di questi due, che sono due segnali enormi. Ma per esempio lei parlava del legno, nessuno si è attivato a recuperare questa, che poi è un patrimonio, questo legno questi alberi che sono stati abbattuti da questa tempesta, che potevano creare sicuramente un'economia molto importante. La fanno all'estero quella. Sì, ma parliamo solo di pellet. Oggi il pellet potrebbe costare metà rispetto a quello che invece viene a costare. Per quale motivo? Per il semplice motivo che nessuno si attiva a fare qualcosa. E questo è uno dei problemi più importanti. Vediamo il prossimo contributo. Certo, vediamo il secondo contributo che ci dice che alla fine, insomma, il tempo ormai ha già passato il limite e non torniamo indietro. Vediamo. Il surriscaldamento globale è una realtà che non possiamo più ignorare, e degli effetti dei cambiamenti climatici ne siamo testimoni ogni giorno. Le ormai troppo frequenti alluvioni o bombe d'acqua sono eventi che ci avvisano che siamo un pianeta a rischio, e sarà bene, per chi se lo può permettere, prepararsi a migrare in un altro pianeta, perché qui le cose non vanno come dovrebbero. Ma noi affrontiamo il tutto con nonchalance, e il nostro impegno per la raccolta differenziata dei rifiuti ci appaga e ci libera dal senso di colpa, ritenendo di aver dato un serio contributo per salvare la Terra. Ci illudono che prima o poi la situazione migliorerà, che le cose cambieranno, ma la verità è che siamo già entrati nella fase di cambiamento climatico irreversibile, e non ci rimane che cercare di rallentare la corsa. Non abbiamo i mezzi per raffreddare il pianeta, né imprigionare miliardi di tonnellate di CO2, tantomeno togliere quei gas nella stratosfera che provocano l'effetto serra. La Terra è malata, ma abbiamo i mezzi per sgravarla, e ci mancano quelli per curarla. Se le temperature continueranno a salire, come è avvenuto negli ultimi decenni, la sopravvivenza animale e vegetale sarà a rischio. La Terra continuerà a girare intorno al Sole, ma noi non ci saremo, e non ci sarà più nessuno a godere delle albe e dei tramonti, della neve che scende lenta o del vento del deserto che con la sabbia oscura il Sole. Studiosi australiani ipotizzano una situazione catastrofica già per il 2050 se non saranno prese misure drastiche e a livello globale nella lotta al cambio climatico, e in particolare alle emissioni di CO2. Parliamo di 30 anni da oggi. Senza contromisure efficaci, il 55% della popolazione mondiale sarà esposta a ondate di calore mortali per almeno 20 giorni all'anno, e saranno così torride da non essere compatibili con la nostra sopravvivenza, ma saranno capaci di far collassare grandi ecosistemi come la foresta amazzonica, ammesso che non sia già scomparsa per mano umana. La scomparsa delle aree dell'Artico e delle barriere coralline sarà già avvenuta, la disponibilità dell'acqua crollerà in tutto il mondo, e ci saranno le guerre per l'acqua, e così la conseguente siccità, con il crollo delle produzioni agricole e delle risorse alimentari. 1 miliardo di persone saranno costrette a trasferirsi altrove per non morire. Il pericolo è reale ed è dietro l'angolo. 30 anni è come dire domani. Ammesso che vogliamo lasciare alle generazioni future un pianeta dove poter vivere, dobbiamo agire tutti e simultaneamente.
cambiando abitudini di vita, piantando alberi, consumando il meno possibile energia e soprattutto non anteponendo gli interessi economici ai rischi ambientali. Solo così riusciremo forse a spostare i danni a fine secolo. La strada non c'è, dobbiamo trovarla e poi percorrerla, ma il tempo è tiranno e noi non lasceremo ai posteri la possibilità di sopravvivere. Allora, Michele Boato. Piantare alberi, questa l'ultima frase è quella che mi piace di più, anche se i soloni che sanno tutto dicono ma se tu pianti alberi prima che assorbano anidride carbonica passano ci vuole tempo. Piantare alberi, qualcuno parla di miliardi di alberi, va benissimo, questo è uno. La questione grave è che si sta trasformando il lessico addirittura il nostro piano PNRR, l'ultima R è resilienza. Non è più resistenza, non è più cercare di impedire, è sopravvivere. Galleggiare, resilienza vuol dire mi piego ma non mi spezzo, resto a galla. Ho la sensazione che sia ormai questa la scelta mondiale, la resilienza, ma attenzione, la resilienza fa i conti con quello che ogni giorno vediamo a Lampedusa. Lampedusa è l'altra faccia di questo argomento di cui stiamo parlando adesso, e poi qui si discuterà di Africa. Ecco, mi ricordo 20 anni fa quando il buon Prodi diceva il problema lo dobbiamo affrontare in Africa, lo ha detto ma non lo ha fatto, ma lo ha detto, mi ricordo, ho finalmente qualcuno che ha capito che non si può fare la guerra sui confini, bisogna lavorare lì per cambiare la situazione, ma questa fa parte ancora della resilienza, cioè di attutire, perché le cause sono le centrali a carbone che abbiamo qui a Fusina. Quelle sono le cause principali, la quantità di traffico che ci assorbe, il fatto che gli industriali della zona industriale di Padova la fanno da soli la risposta perché mettono i pannelli fotovoltaici sotto, non c'è un governo, uno Stato. Questo governo, questi governi dal 2011 hanno smesso di sostenere le energie rinnovabili, hanno smesso. Tu vedi la crescita enorme delle energie rinnovabili in Italia e nel 2011 si ferma. Hanno deciso politicamente che l'ENI era più importante rispetto con la storia, ma li fanno in Cina e facciamoli qua. Avevamo proprio vicino a Padova, qui in zona industriale, la migliore industria di pannelli fotovoltaici d'Europa, ce la siamo fatta comprare dai tedeschi, tanto per capire. Certamente, ma questo governo punta al nucleare, come se il nucleare fosse il toccasana. Cioè il nucleare quando inquina, per disinquinare ci vogliono decine di migliaia di anni. Prego, Poli. Ma in effetti anch'io prendo spunto da quello che era stato detto nel servizio precedente. Si dice ci sono dei grandi interessi economici, vogliamo la tutela dell'ambiente o vogliamo lo sviluppo economico. In effetti non c'è una contraddizione in questo. Come ha detto bene Michele Boato, lo sviluppo di imprese che hanno un modo diverso di affrontare la questione energetica rientra completamente nell'economia, diciamo anche nell'economia liberale, liberista, tutto quello che volete. Il problema è che ci sono le industrie dell'energia, le industrie del nucleare, anche questi gruppi scientifici che portano avanti la ricerca tutti nella stessa direzione che va verso le tradizionali produzioni ad alti impatti ambientali, il nucleare prima di tutto, sono talmente più potenti, talmente più forti dal punto di vista politico che ci portano a fare un'economia che è contro i nostri stessi interessi. Per quello io dico bisognerebbe cominciare a far sì che si crei un vero partito ambientalista, un vero partito che ponga al centro
della propria azione politica la tutela dell'ambiente. Probabilmente riuscirebbe a trovare anche un certo elettorato, ma questo è difficilissimo. Qualche partito c'è, qualche gruppo, però sono tutti, il Movimento 5 Stelle era partito con una forte connotazione ambientalista che ha perso lungo la strada, o in gran parte ha perso lungo la strada, diventando sostenendo politiche più di sociali, più di assistenza, eccetera. Noi non abbiamo un partito, una politica che sappia, una politica e anche una cultura che sappia mettere al centro della vita quotidiana l'emergenza ambientale. Non ne faccia neanche un discorso tecnico, un discorso che sia bene o che sia male, ma che ci siano dei gruppi anche di potere capaci di investire in un'economia diversa da quella che oggi come oggi riesce a controllare tutto il sistema economico o gran parte del sistema economico. Se non prevale questo, siamo, come dice la testata, autocondanna all'autodistruzione. Ci stiamo autocondannando e non riusciamo a fare nulla. Certo. Beh, c'è da dire che, appunto lo diceva prima Ermanno, che proprio gli Stati Uniti, che è uno dei paesi che più inquina insieme alla Cina, alla Russia e all'India, è uno dei paesi che disattende quelli che sono gli indirizzi legati al clima. Lo stesso Trump è un negazionista del riscaldamento globale, o che comunque gli effetti del riscaldamento siano dovuti al comportamento umano. Ecco, pochi giorni fa si è votato negli Stati Uniti e per le elezioni di mid-term, di metà mandato, e di fatto si è aperta la corsa verso la Casa Bianca. Allora ci si aspettava una forte spinta repubblicana, così non è proprio stato. Adesso vediamo questo servizio e poi lo commentiamo assieme. Stati Uniti, è partita la volata per la Casa Bianca. L'ondata rossa alla fine non c'è stata, lo tsunami che era atteso si è rivelato alla fine una semplice mareggiata per il presidente Joe Biden, e se il voto di mid-term ha un perdente o comunque un non vincente in proiezione corsa alla Casa Bianca, il suo nome è Donald Trump. Ma ancora non si conoscono i risultati definitivi del voto di mid-term, anche se ormai le proiezioni danno la Camera ai repubblicani per una manciata di seggi e il Senato in bilico, ma con buone possibilità per i democratici di mantenerne il controllo. Al Senato 49 seggi sono già stati assegnati ai repubblicani, 48 ai democratici. Una gara all'ultimo voto che tra l'altro potrebbe non considerarsi conclusa per settimane, in quanto la Georgia, stato chiave a questo punto decisivo per il controllo della Camera Alta, si profila un ballottaggio il prossimo 6 dicembre. Se al Senato la corsa finisse in parità, sarebbero i democratici a controllarlo grazie al voto decisivo della vicepresidente Kamala Harris. Quale sarà allora lo scenario più probabile per la corsa alla Casa Bianca del 2024? Biden potrebbe restare in corsa nel caso riuscisse in un clamoroso successo di politica estera, se, come suggeriscono le manovre politiche di questi giorni, si arrivasse a una soluzione sull'Ucraina dopo aver saputo tenere unito il fronte occidentale contro la Russia. A suo sfavore però ci sono l'età avanzata, 82 anni all'inizio del prossimo mandato, e l'energia già ora messa in discussione da gaffe ed evidenti cenni di affaticamento. Per questo nel partito e sui media si avanzano scenari alternativi. Tra i papabili per il 2024 il New York Times indica in pole position la prima vicepresidente donna e di colore, Kamala Harris, che però finora ha deluso l'opinione pubblica e ha una popolarità molto bassa. Dall'altra parte il vincente nelle primarie repubblicane, probabilmente tra Donald Trump, che darà il grande annuncio martedì prossimo nella sua residenza di Mar-a-Lago, e il riconfermato governatore della Florida, Ron DeSantis, astro nascente del Partito Repubblicano, un ultraconservatore senza la carica destabilizzante del tycoon, che però è arrivato come un uragano su tutto il Grand Old Party.
Ecco, allora, queste elezioni, allora, questo voto... Posso fare un commento? Sì, certamente. Il commento che ho scritto anche su Facebook è questa situazione di un Trump che comunque ha vinto, anche se non ha vinto come pensava, e tutta la discussione ha portato, grazie a Dio, a una riduzione della spesa degli Stati Uniti sull'Ucraina, cioè hanno cominciato a dire basta con i rubinetti aperti così, e questo ha avuto un effetto immediato sul buon Zelensky che ha cominciato a dire trattative, che non lo stava dicendo dall'inizio, o vittoria o niente, ha cominciato a parlare di trattative. Questo è un aspetto che, anche se i miei amici di sinistra dicono ma allora cosa sei diventato amico di Trump? No, una fotografia della situazione che le vie del Signore sono infinite. Anche un minimo di questo genere, di aumento di questo personaggio squalificato che è Trump, può portare invece, così come 10 giorni prima Berlusconi aveva fatto l'unica dichiarazione sensata nell'arco del centrodestra dicendo basta mandargli armi, è meglio che gli promettiamo un sacco di miliardi per la ricostruzione, così si potrà finire. Certo Berlusconi pensava alle sue industrie di ricostruzione, però certo è più intelligente questa proposta che non quella degli armi. Questa è la prima. La seconda è vero, Kamala non ha questo. Io pensavo che forse verrà il turno di Michelle Obama. Io pensavo questo, perché l'Alexandra Ocasio-Cortez, che secondo me è la migliore persona che c'è in questo momento nel Parlamento, è troppo giovane, e negli Stati Uniti una ragazza di 30 anni non ce la fa assolutamente a vincere, ma Michelle Obama ha un appeal enorme negli Stati Uniti. Io penso che quella sarebbe la carta vincente. Quindi si prevede che, saltata una presidenza, lui può ripresentarsi come candidato. Ma guarda che Michelle non è proprio la sua marionetta. Cioè? Ha una personalità fortissima la Michelle Obama. Sì. Molto più ambientalista del marito, tra l'altro. Sì, ma come Hillary Clinton non era la moglie di Bill Clinton, certo. Non aveva la sua identità e la sua grande forza, però io da queste dinastie che negli Stati Uniti sono ormai, si ripetono da oltre 50 anni, io sono alquanto scandalizzato. Non è possibile che noi abbiamo nel paese, nella cosiddetta più grande democrazia del mondo, ci troviamo di fronte alla dinastia dei Bush, dove un figlio sostituisce il padre dopo 8 anni, dove troviamo la moglie che diventa candidato, poi non ha vinto ma ci è andata vicina, e comunque è stata ministro a lungo, e adesso abbiamo addirittura la moglie dell'altro presidente che prende che diventa è una possibile candidata. La Ocasio-Cortez è una, diciamo, fa parte di quel gruppo che al Congresso americano che si chiama The Squad, che sono di estrema sinistra, sono veri e propri socialisti, non ha alcuna possibilità certo. di essere eletta, e non solo per l'età. Kamala Harris fa parte è un establishment conservatore, e invece mi piace quello che ha detto Michele, che effettivamente Trump, così come Berlusconi, hanno proposto delle azioni che tutto sommato hanno una certa diciamo un certo buonsenso per fermare la guerra in Ucraina. Però teniamo conto che Donald Trump, naturalmente non è delle sue posizioni, per il modo di fare, per il linguaggio che adotta, non è certo il mio candidato, un candidato che io sosterrei in alcun modo, eppure tuttavia è
si pone in gran parte fuori da questi schemi di una politica, quella americana, che è assolutamente bloccata. Sia che vincano i democratici, sia che vincono i repubblicani, non è che le cose cambino in maniera sostanziale. L'obiettivo della democrazia americana è battere l'altro partito, non è avere una politica particolarmente diversa. Certo, io propendo sicuramente per il Partito Democratico, ma più che altro diciamo, per sentimento più che per ragione. All'atto pratico, poi non è che i due partiti cambino sostanzialmente la politica. Sotto certi aspetti, diciamo, è molto più per la pace Trump che non i democratici nel corso degli anni. Ma mai più in questo momento che si dimostra che i presidenti americani non comandano le multinazionali, comandano gli entità. È proprio così, ma mi lasci dire un'altra cosa, se mi permette. Non solo comandano le multinazionali, e va bene, questo lo sappiamo, ma anche i presidenti americani, questa democrazia che viene così esaltata, dopo da Trump in poi, ogni volta che ci sono le elezioni nascono problemi di brogli, vengono sollevati dubbi fin da prima, fin da quando fu eletto Bush in Florida, certo. Lo Stato governato da suo fratello. Certo. Ricordiamoci questi fatti. Certo. L'attacco al Capitol Hill quando Trump non ha vinto le elezioni, accusando Biden di brogli, e adesso seguo anche la CNN e anche i vari giornali. Ci sono accuse di brogli che vengono tenute sotto traccia, ma vengono sentite. Perlomeno noi in Italia, ma in tutta Europa, parlare di brogli finora non è mai successo. Negli Stati Uniti sta diventando comune accusare di brogli elettorali. Non è detto che in Italia non ci siano stati, ce ne sono stati, e anche molto grandi, che la mafia abbia votato e promosso alcuni politici o molti politici in cambio di tutta una serie di favori. Ne sa qualcosa Borsellino e Falcone, non è riuscito naturalmente a dirlo perché li hanno fermati prima, ma diciamo che in America la cosa è un po' diversa, ma comunque l'elezione del Presidente in America ormai è una tradizione dove tutti concorrono perché sperano di vincere, ma poi chi comanderà effettivamente non sono i presidenti. L'ultimo presidente che ha cercato di comandare, di fare una propria politica negli Stati Uniti è stato John Fitzgerald Kennedy, e proprio per quello è stato fermato, mi pare. Poi naturalmente ci sono lui, il fratello e l'altro, il terzo fratello, che naturalmente poi l'hanno messo su un angolo e si sono vendicati naturalmente facendo promuovere un presidente di colore. Però non comandano, perché alla fine c'è una tale quantità di interessi in tutta quella che è la politica americana che, diciamo, devono adeguarsi a quello che sono gli interessi delle multinazionali e dell'economia e della finanza americana. Questo è ormai pacifico, per cui l'elezione è una tradizione, dopodiché il giochino continua. È giusto quello che diceva lei prima, che sia Trump che sia Joe Biden, la politica va sempre in quella direzione, e comunque è una direzione, diciamo, che poi sacrifica la nostra politica, e questa è un'altra questione. Però ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità e poi riprendiamo con le prove di pace a Kiev.